Il libro dell'Esodo è il pezzo forte del Pentateuco. È il racconto fondativo del popolo di Israele. È la storia della uscita di Israele prigioniero dall'Egitto. È la nascita di un popolo libero. Il libro dell'Esodo parte continuando il racconto della Genesi, che è stato l'antefatto. Israele scese in Egitto con tutta la sua famiglia. Giuseppe aveva garantito una situazione di benessere e Israele si stabilì nella terra di Goshen, nella zona del delta del Nilo. Continuavano a fare i pastori, vivendo ai margini della cultura egiziana. Col tempo le cose cambiarono e quel gruppo di semiti che si era trovato a vivere nella struttura dell'impero egiziano si trovò in difficoltà. Dobbiamo stare attenti a distinguere bene 3 livelli di lettura, perché molte volte confondiamo queste dimensioni. Intendo parlare di livello storico, livello letterario, livello teologico. Noi potremmo cioè parlare della storia di Israele in Egitto e leggere queste pagine del libro dell'Esodo come un racconto storico e cercare di ricostruire storicamente chi era il faraone della oppressione, perché li ha perseguitati, come sono andati i fatti, come si spiegano le cosiddette piaghe d'Egitto, quando sono scappati, che percorso hanno seguito e così via. È possibile ricostruire le vicende storiche, ma questo è un livello base che va al di là del testo biblico. Può essere utile come conoscenza integrativa, ma non è l'obiettivo del testo biblico. Non confondiamo il racconto con i dati storici. Facciamo un esempio. Il faraone non viene nominato. Mai in tutto il racconto si dice qual è il nome del faraone. Gli studiosi della storia egiziana conoscono i nomi di tutti i faraoni e quindi possono ricostruire. Si può dire che il faraone della oppressione è Ramses II e il figlio è Mernefta. D'accordo, si possono dire in base agli studi della storia egiziana, ma il libro dell'Esodo non lo dice, perché non gli interessa. E allora il livello storico non deve essere quello primario,
Perché il narratore non dice il nome del faraone? Perché non gli interessa propriamente il personaggio storico del faraone, ma gli interessa il personaggio letterario, simbolico del faraone, cioè del potente, prepotente, superbo e arrogante, che chiude il cuore a Dio, che si crede padrone di tutti gli altri uomini e non accetta che ci sia un'autorità superiore a lui. Il faraone è l'immagine dell'uomo superbo, del cuore di pietra, della testa dura che si oppone a Dio. Riconoscete un linguaggio profetico? Il racconto dell'Esodo è un racconto letterario. Lasciamo da parte il livello storico. Apprezziamo soprattutto il livello letterario. Sono dei racconti strutturati in un certo modo, che presentano dei personaggi e delle relazioni fra i personaggi. Questo modo di raccontare deve essere studiato, deve essere valorizzato. Questo modo di raccontare serve per comunicare un messaggio. L'obiettivo del racconto è comunicare la rivelazione di Dio. E questo è il livello a cui tendiamo, imparare a leggere teologicamente il libro per poter cogliere il messaggio spirituale, l'insegnamento su Dio. Superiamo il livello storico. Studiamo il livello letterario per tendere al livello teologico. Il libro dell'Esodo, dunque, inizia con Israele in Egitto, oggetto di persecuzione. C'è un faraone che si crede padrone della vita e vuole limitare la crescita del popolo. Ma all'inizio Dio aveva detto: crescete, moltiplicatevi, riempite la terra. È quello che il faraone non vuole. Ha paura che Israele cresca, che riempia la terra. E allora attua dei suoi piani per fermare la vita. Fa lavorare tanto Israele, ma il metodo non funziona. Chiama le levatrici e dà loro ordine di uccidere i bambini maschi. Le levatrici disobbediscono, temono Dio piuttosto che il faraone. E allora il faraone escogita il terzo tentativo: buttare nel Nilo tutti i bambini maschi. È uno sterminio. Qualcuno si può porre la questione storica: ma davvero facevano così? Se avessero buttato tutti i bambini maschi nel Nilo, Mosè non avrebbe trovato nessuno da salvare. Il racconto è strutturato in modo enfatico per presentare fin da subito il faraone come il prepotente che si crede padrone della vita. Il suo estremo tentativo riuscirà? Il racconto lo dice parlando di un bambino che viene buttato nel Nilo. E questo bambino diventerà il Salvatore. Un uomo della tribù di Levi prese in moglie una donna, la quale concepì, partorì un bambino, vide che era bello e per un po' cercò di disobbedire all'ordine del faraone, ma poi fu costretta a buttare il bambino nel fiume. Ma preparò una specie di arca
il testo ebraico adopera lo stesso termine dell'arca di Noè. La spalma di bitume, ci mette il bambino dentro e lo butta nell'acqua. L'acqua scioglie tutto. Il bambino buttato via sembra destinato alla morte e invece viene tirato fuori dall'acqua. La figlia del faraone, la figlia di colui che aveva ordinato la morte, tira fuori il bambino dall'acqua e lo prende per sé, lo adotta, lo fa crescere come proprio figlio e gli dà nome Mosè. Il bambino cresce nella famiglia del faraone. Ironicamente, il narratore vuole mostrare come il progetto del faraone sia fallimentare. Ha tentato di eliminare il problema, ha cercato di uccidere i bambini, ma ne viene salvato uno, lo salva proprio qualcuno della sua famiglia, lui lo alleva in casa sua e sarà proprio quello lì che porterà fuori tutto il popolo, passando attraverso le acque. Mosè, che da grande sarà il liberatore, da piccolo ha avuto bisogno di essere liberato, è stato tirato fuori dalle acque. 40 anni dopo, Mosè adulto esce per vedere la condizione dei suoi fratelli, quelli della stessa razza, e vede le persecuzioni, le oppressioni. Tenta di fare giustizia, usa la violenza, non ottiene nulla, viene accusato, condannato, deve scappare. Mosè vuole fare giustizia ma sbaglia metodo. Deve fuggire nel deserto e nel deserto vive per altri 40 anni. Si sposa, ha dei figli, vive sotto le tende come un pastore nomade e per 40 anni vive nella solitudine del deserto, finché all'età di 80 anni, in un roveto ardente, incontra il Signore che lo chiama e gli dà l'incarico fondamentale della sua vita. Qualche volta la vocazione di Mosè viene letta in chiave vocazionale, ma si dimentica che quell'uomo aveva 80 anni. Non è la chiamata di un ragazzino, è la chiamata di un uomo maturo che crede di essere arrivato alla fine. E invece i 40 anni decisivi saranno proprio gli ultimi, quelli del grande lavoro. Non sono da prendere alla lettera questi numeri. Anche qui c'è un insegnamento simbolico e teologico. Una vita di 120 anni è divisa in 3 momenti di 40. La prima fase, la preparazione, lo studio. La seconda parte, la meditazione nel deserto. La terza parte, l'attività a favore del popolo. Ci sono voluti 80 anni di preparazione perché Mosè fosse un uomo capace di liberare il suo popolo, di essere portatore della parola di Dio per il popolo di Israele. Mosè fa resistenza e poi alla fine cede. Non se l'è cercata lui quella missione, ha fatto di tutto per rifiutarla, ma il Signore gliel'ha imposta e lui l'ha accettata. Mosè torna in Egitto, parla al faraone, chiede che liberi il popolo, il faraone rifiuta. Mosè parla in nome di Dio, il Signore. Il faraone dice di non conoscere nessun Signore. Chi è il Signore
perché io obbedisca a Lui. Il Signore sono io che comando. E il faraone si oppone e appesantisce ulteriormente il lavoro. Mosè sembra fallito, aveva chiesto la libertà, non gli è stata concessa, anzi la condizione dei lavoranti è peggiorata. E a questo punto il Signore dà inizio allo scontro. Il racconto delle piaghe d'Egitto è una specie di epopea, di combattimento eroico fra Dio e il faraone, l'uomo prepotente e Dio che è onnipotente. È uno scontro epico. Il faraone non capisce l'intervento di Dio. Le piaghe sono dei segni, delle indicazioni di un potere divino che l'uomo orgoglioso non riconosce. Il cuore duro del faraone si indurisce sempre di più. E ad un certo punto, dopo aver detto che il faraone indurì il proprio cuore, il narratore dice: il Signore rese ostinato il cuore del faraone. Cioè, il Signore continuò nella sua direzione e quello si intestardì sempre di più. È l'inizio della fine. La 10ª piaga è il colpo vero e proprio, è l'evento tragico della morte del primogenito. A quel punto il faraone cede e lascia che Israele se ne vada. Il popolo era preparato nella notte della luna piena di primavera, nella festa di Pasqua, a partire. Mangiarono in fretta la Pasqua del Signore, pane azimo e agnello arrosto, col cui sangue avevano segnato gli stipiti della porta, segno della loro presenza. E l'angelo sterminatore saltò oltre, passò oltre, non colpì Israele, ma solo l'Egitto. E in quella notte Israele scappò. Non presero la strada principale, temevano le guardie egiziane, si buttarono nel deserto, fuori dalle piste, si persero nel deserto, si trovarono di fronte alle paludi dello Yam Suf, il mare delle canne. Il faraone cambiò idea, carattere strano, instabile, non riesce a mantenere una posizione, lì per lì decide e poi si rimangia la parola. Insegue Israele e Israele si trova chiuso fra l'esercito egiziano e il mare. È l'evento drammatico, dove si rischia la morte, ma in una notte di tempesta Israele passa attraverso le acque. Mosè, che era stato tirato fuori dalle acque, adesso attraverso le acque tira fuori Israele. E al mattino seguente Israele vide gli egiziani morti sulla spiaggia, vide che il Signore aveva combattuto per loro. Loro si erano fidati e il Signore aveva compiuto l'opera. Voglio cantare in onore del Signore perché ha mirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Così intonano le ragazze insieme a Miriam, sorella di Mosè. E in quel mattino di Pasqua Israele fa festa, è libero, è un popolo nuovo, inizia una nuova storia. Nel deserto comincia il cammino e al Sinai la storia si ferma. Israele si accampa, Mosè sale sul monte
e riceve dal Signore la legge. E a questo punto colui che ha raccolto tutto il materiale del Pentateuco ha messo la raccolta delle leggi. A partire dall'arrivo al Sinai, noi non abbiamo più racconti di episodi, ma antologia di leggi, di norme, degli autentici codici di vita civile e di norme penali. Così, dal capitolo 25 fino al 40 dell'Esodo troviamo tutte indicazioni legislative e rituali. E poi entriamo nel libro del Levitico, che è il cuore del Pentateuco, ma è tutto di leggi, 27 capitoli di norme, un autentico codice giuridico. E poi nel libro dei Numeri, ancora la prima parte con le leggi, finché riprende il cammino. Allora notate, al centro del Pentateuco c'è il corpo legislativo. La prima parte è narrazione del cammino fino al Sinai. Al centro il Sinai è il dono della legge. Poi Israele riprende la strada dal Sinai e tende alla terra promessa. Attraverso il deserto, altri episodi, momenti di incertezza, di dubbio. Israele non è fedele. Ha appena giurato al Signore fedeltà e subito dopo costruisce il vitello d'oro. Israele non si fida di Dio, dubita della sua presenza, si ribella, è testa dura come il faraone. Riconoscete l'insistenza del narratore profetico che cerca di educare il popolo, mostrando gli errori degli antichi padri. E la vicenda di Israele nel deserto, raccontata nel libro dei Numeri, arriva fino alle soglie della terra promessa, nella zona di Moab, l'attuale Giordania, sul monte Nebo, là dove si ha un grande panorama di tutta la terra promessa. Lì la storia si ferma di nuovo. Lì muore Mosè. Ma prima di morire tiene il grande discorso, i 3 grandi discorsi finali, che sono contenuti nel libro del Deuteronomio.